Scatman's World. Veneziano va di foot, ragazzi, 9 punti e abbiamo ancora molte chance di andare in divisione 6. Speriamo bene. Questo che cazzo di squadra è una Colombia, ma la Colombia proprio marcia, però questo vuole fare la Colombia, però non ha capito che deve prendere giocatori un po' più forti. Vai Danielotto, siamo con la Serie A, ragazzi, contro la Colombia dei record. Ibarbo si invola. Attenzione, De Rossi, fuori di un niente. Fuori di un niente di Danielotto che subito... Ibarbo si è già rotto, no, Fioi, no. Questo non ci voleva al Bacotti Stadium. Vai, Fioi. Gervinho, no. El Shaarawy. Occhio al contrasto. Merda, rimpallo sfavorevolissimo. C'è spazio davanti a sé. Pericolo. Puttana merda, che gol che ho preso da sto stronzo che ha una squadra di merda. Contro sto stronzo colombiano che va a vincere il contrasto. Ma porca troia, guarda che culo, mamma mia. È arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Arbitro che viene già chiamato in campo. Arbitro che mi fa una pippa. Guarda, Vardio. Dai, Fioi, Albiol. Il piccolo Albiol. Dobbiamo subito reagire, ragazzi. Ma dai, ma che cazzo. Si inizia subito pesanti, Si inizia subito pesanti. Vai, Gervi. Voglio subito recuperare Gervinho. Gervinho si invola. Ibarbo! Ibarbotto 1-1. Si sono presentati di fronte al portiere, dopo aver saltato tutta la difesa. Nulla da fare per l'estremo difensore. Ibarbotto pareggio, ragazzi. Ibarbotto c'è. Mi avviso giustamente per il passaggio verso il compagno Paui. smarcato. Grande Paui. El Shaarawy per Ibarbo. Pericolo, è tutto solo. E c'è il gol! Daniele De Rossi. Merda, no. Gol incredibile. Incredibile pareggio. Domino io. E sto stronzo segna così. 2-2, bella partita, parità assoluta. Gervinho. Dai, Ibarbo. 3-2. Grande Iba. Grande Ibarbo. 3-2, partita molto. La macchina capisce tutto. Iba. Gervinho! Gol di Gervinho! Gervinho sono 4. Psicologicamente sulla partita. Merda, attenti. Vai, Chiello. Bravo, Chiello. Iturbe. Attenzione, Gervinho. Cerca la rete. Hop. E sono 5. La premiata ditta Gervinho Ibarbo, ragazzi. Minimamente sicurezza alla difesa. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Attenzione, ormai non si capisce più niente l'avversario. Ibarbo. No, cosa ho fatto? Ma che tiro è? Che tiro di merda. Fischia Paolo, fischia. Fischia arbitro. Hop. Vai Gervi. E il Gervi. E finalmente c'è una bella parata. Deve aver avuto un moto d'orgoglio.
Ed ecco l'intervento dell'arbitro. Fischia. No, andiamo a casa, andiamo a casa. Andiamo a casa. Ibarbo, niente da fare, volevo il sesto gol. Volevo chiudere il set. Carlos Sanchez. 5 minuti da recuperare, come indica il tabellone del quarto uomo. Ibarbo. È riuscito a interrompere Nainggolan con un buon intervento. e Nainggolan, la traversa vergognosa di Nainggolan. Questa partita è ricca di highlights, ricca di roba bella, perché c'è veramente azioni belle, ne abbiamo fatte un casino. Occhio al contrasto. Bravissimo. Fischia, andiamo a casa, andiamo a casa. Pericolo, ecco il tiro. Palla ribattuta ma non è finita. Bravi. E si va a vincere, godimento lento. La partita 5-2. Se vinciamo la prossima siamo promossi. Bravi fiori. Vai raga, seconda partita se vinciamo siamo promossi, vediamo. Contro i turchi. No, turchi, russi. Squadra del cano. No, se devo vincere, ciao. Bisogna vincere, punto. Dai. Per cortesia. In caso di vittoria, siamo con la Premier. dovranno festeggiare in anticipo. Siamo con la squadra della Premier perché purtroppo mi si è rotto. Devo andare ancora con la Serie A, ma adesso si è rotto e non ho carte consumabili, non voglio sprecare soldi. Pierre. Ciao Pierre. Doye, occhio al suo movimento. Prova a sorprendere. Che gol che ho preso, porca troia. C'è ancora tempo per recuperare questo gol, devono cercare in tutti i modi di farcela, oppure il viaggio verso la promozione diventerà tortuoso. Perdere questa partita sarebbe un durissimo. Cazzo, che gol stupido che ho preso. Che possano ancora farcela. Dai, possiamo rimontare, vai di rimontare, Vertonghen. C'è spazio per il cross. Joao Pereira. Crediamoci ragazzi, crediamoci. Dopo un gol che... No, oh! Allora che mi seleziona i giocatori, non ci credo. Attenzione. Ma dai, vabbè. Un po' buggati questi due gol, Qui non è certamente la partita che avevano sognato e pensato nella loro mente. La situazione è complicata. Il divario inizia a farsi. Felipe Melo. Dai, dai per piacere. Fallo, dagli il rosso. Dagli il rosso. Niente, non è rosso. Rosso! Sì, cazzo, che qua può ricambiare la partita qua. Vediamo se gli avversari sapranno approfittare di questo momento di difficoltà. Silva. Magari calcio piazzato, invitante. Tira! Attenzione al tiro. Non ci credo. Sì! Rocco! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Vai Paulinho. Bravissimi, Dembélé, il Dembe. Disturbato, ma Tira! Paulinho! 2-2. questo è un gol importante, un pareggio che li tiene in corsa sul treno verso l'obiettivo promozione. Hanno recuperato lo svantaggio e chissà Grandi che ragazzi. possano completare la rimonta. Il gol del pareggio. Grandi ragazzi, 2-0, 2-2, adesso andiamo a vincerla. E questa è la conclusione giusta, raso terra, angolato, niente da fare per il portiere. Merda, cosa fa? Bella cosa, bravo. Stiamo assistendo a un match fantastico. Mamma mia. Occhio al tiro. Eccolo là. È un gol pesante, sono a più uno Eccolo. degli avversari. Incredibile. Stiamo assistendo a un match davvero Incredibile, emozionante. Sterling. Che giocata. Arriva l'intervento Non ci credo. Ho preso il gol in 10 contro 11. Torniamo offensivi. Non la sto giocando bene in difesa purtroppo. Si avvicina alla fine, O adesso o mai più, dai. Bravissimo. Silva, il mago. 3-3. Questi ragazzi non mollano mai, davvero incredibile. Abbiamo assistito a 6 gol. Adesso stiamo attenti, che cazzo. Per piacere. E comunque se pareggio dopo basta un punto e sono promosso, dai. Chi se ne frega del trofeo, basta che devo andare in divisione 1. Occhio al suo movimento. Dai adesso. Revi. Riesce a bloccare, attenzione.
c'è il gol, 4-3, 4-3. Se passano a condurre, una vittoria oggi sarebbe fondamentale per la loro corsa promozione. Ben detto Pier. Ora devono chiudersi in difesa, credendo di aver già vinto, sarebbe un errore. Stai zitto, no, no, sei un porco allora. Ah no, è mia, ok. Scusate, scusate ragazzi. Oddio, scusate. Mancano 8 minuti al termine della partita. Bravi, dai che si vince con il cuore. No, merda, brutta questa. Arca puttana. Attenzione, palla ancora in gioco. E il pallone. Dio santo. Sono stati raggiunti sul risultato di parità. Ovviamente è un momento caldissimo per arrivare alla promozione, devono mantenere grande incredibile. concentrazione in questo momento. Vabbè, cercavano di portare il pareggio, però no, dai, no, però adesso. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Guarda, però anche questo leccione de merda, scusate per le implicazioni veneziane, ma... Dai, porca Ottima puttana. occasione per ripartire. Si è fermato, si tocca il muscolo. Dai, cazzo. È tutto solo. E vai a fare in culo. Manca poco, momento chiave, occhio al corner. Difensore. Cosa voglio fare? Gran tiro. E c'è il gol, incredibile! E c'è il gol da fuori area. Pazzesco, pazzesco Fabregas. No, partita d'infarto, ragazzi. Difesa a oltranza. No. Sì, non vedo come gli avversari possano recuperare, manca troppo poco alla fine. Butta via. Butta via. Fischia, stronzo. Fischia, porco. No, sono un coglione. Accetta una palla davvero molto pericolosa. Sì, siamo promossi ragazzi sotto il commendatore veneziano godo. Guardiamo la classifica, ma godo. Mamma mia ragazzi, ho giocato di merda in difesa, veramente mi ha salvato proprio il culo Fabregas. Bravo Francesco. Adesso voglio il trofeo, come lo faccio da solo ragazzi, ci prepariamo per il primo video della prima partita di Divisione 6. Olè! Bravi fioi. Bravi fioi. Siamo promossi ale, siamo promossi ale. Raga, un saluto al comendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.